Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo nella sala Falcone a Taglio di Po con l'assessore ai lavori pubblici Davide Malagoni e la dottoressa Mutto Michela. Assessore, cosa consiste questa giornata? È importante perché si parla di verso un mondo accessibile e la possibilità e l'importanza di abbattere le famose barriere architettoniche. Buongiorno e grazie dell'opportunità. La serata di questa sera è un incontro pubblico nel quale praticamente noi andremo ad illustrare che cos'è un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è uno strumento di cui i comuni da un punto di vista normativo, soprattutto a livello regionale, sono obbligati ad essere dotati in modo da rendere il proprio territorio e i propri spazi pubblici, i propri edifici pubblici accessibili a qualsiasi tipo di persona. In particolar modo c'è un particolare sguardo, una particolare attenzione alle persone che hanno difficoltà di carattere motorio, cognitivo, sensitivo, per cui questo piano vuole praticamente rendere il nostro territorio, il nostro comune effettivamente più accessibile a chiunque. L'iniziativa di stasera è molto importante perché è un classico incontro pubblico in cui apriremo una sorta di concertazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con tutte le persone, nei quali illustreremo che cos'è un piano e faremo in modo anche di raccogliere le istanze e le proposte da parte dei cittadini da poter poi inserire all'interno del piano stesso. Per cui questo è un momento, diciamo, di concertazione verso la cittadinanza prima di arrivare alla creazione dello strumento vero e proprio. Ecco, dottoressa Mutto, in generale com'è la situazione in Italia, in Veneto e in particolare nella provincia di Rovigo da questo punto di vista? Allora, dal punto di vista motorio la situazione è abbastanza buona, nel senso che le barriere motorie sono già entrate nella cultura generale, mentre la parte sensoriale è una parte che ancora, dove bisogna lavorare ancora molto. Comunque sicuramente la Regione Veneto è una regione all'avanguardia da questo punto di vista, anche perché sono stati messi negli anni molti denari da questo punto di vista. La Regione ha investito molto dal punto di vista economico con bandi di finanziamento che hanno portato all'abbattimento delle barriere architettoniche e anche alla alla realizzazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ecco, Taglio di Po è stata molto sensibile su questo. Ricordiamo che tra l'altro Taglio di Po è un'eccellenza in Veneto anche per l'ecosostenibilità, eccetera. E rispetto agli altri comuni di questa provincia o agli altri comuni di tutto il Veneto, come siamo messi a Taglio di Po? Ma direi che dal punto di vista motorio non siete messi male. Ci sono delle criticità in alcune strade, ma negli edifici la situazione è abbastanza buona dal punto di vista motorio. Anche qua bisogna lavorare sul sensoriale e sul cognitivo. Ecco, Assessore, tra i 6 punti del PNRR uno dei punti fondamentali era questo, l'accessibilità per tutti, la possibilità di tutti di poter accedere ai vari benefici di una società civile. Voi avete già qualche progetto in atto? Beh, sicuramente il piano che andremo praticamente ad adottare una volta che avremo fatto questo incontro pubblico avrà un riflesso su tutti gli interventi pubblici che che il Comune poi successivamente andrà a realizzare. E questo riflesso pubblico noi l'abbiamo già, come dire, per certi aspetti anticipato su alcuni interventi del PNRR, come ad esempio il Palavigor, che come avrete saputo insomma, è già stato oggetto di finanziamento, per cui si andrà a fare un adeguamento normativo anche sotto l'aspetto delle barriere architettoniche. E dopo voglio ricordare anche l'intervento presso le Lia Maestri, quindi il nostro complesso di via Manzoni, dove c'è un intervento di oltre 4 milioni di euro, cui anche lì verrà fatto un adeguamento sotto l'aspetto delle barriere architettoniche, per cui insomma sono degli aspetti e comunque il piano che andrà, come dire, ad integrare una progettazione legata praticamente agli edifici pubblici e agli spazi pubblici.